Buonasera, ben ritrovati a tutti voi, edizione straordinaria del pomeriggio, sono le 17:30, partiamo come sempre puntualissimi. Allora il tema della giornata, avete un po' sentito, è questa guerra alla Movida che è stata lanciata da più fronti. Sono molti i comuni che proprio questa mattina hanno convocato il Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, il primo è stato proprio a Treviso, per poter trovare un accordo, definire un nuovo protocollo di collaborazione tra forze dell'ordine, polizia locale e polizia di Stato, che ora dovranno tenere una linea più dura, così è stata definita dai prefetti, una linea dura per sanzionare gli avventori di bar e ristoranti che appunto andranno a consumare privi di mascherina o che non eviteranno gli assembramenti, ma anche i gestori dei locali che sono responsabili di quello che accade all'interno dei loro pubblici esercizi. Di questo ci occuperemo in questa fascia che ci accompagnerà fino alle 18:30, fino al telegiornale della Regione del Veneto, quindi al nostro telegiornale regionale. Vi faccio vedere che cosa succede a Padova. Abbiamo intervistato l'assessore al commercio e alle attività produttive Bressa. Sentite che cosa succede. La guerra della Movida parte proprio dalle pubbliche amministrazioni. I gestori, secondo me, dovrebbero decidere, se non sono in grado di gestire le presenze in piedi al di fuori del proprio locale, visto che stiamo dando grandissimo spazio ai plateatici, di limitarsi a servire le persone che hanno un posto a sedere. Per cui in questo modo si taglia la testa al toro, si sa che le persone che sono sedute su tavolini e sedie hanno un obbligo di distanziamento sociale che viene assicurato dal dislocamento appunto di tavolini e sedie, e in questo modo anche i gestori si mettono al riparo. Quindi è il consiglio che do. Un consiglio che sa di avvertimento, quello dell'assessore Antonio Bressa. Le scene di movida esagerata di lunedì notte continuano a tenere banco in questa fase 2. Il Comune ha permesso gli ampliamenti dei plateatici, sottolinea Bressa, invitando i gestori a sfruttarli nei limiti che la città di Padova strutturalmente ha. È evidente che ci sono situazioni, anche storicamente a Padova sappiamo come funziona, in cui non c'è lo spazio magari per tavolini e sedie ed è più facile che ci siano anche assembramenti di persone in piedi. In quel caso, se si decide di servire le persone che sono in piedi, non basta più l'assistente della clientela con la pettorina già previsto dal nostro regolamento, ma è il caso di mettere in campo degli steward professionisti, che allora sono persone che riescono più tempestivamente e con più forza a dissuadere comportamenti sbagliati. Plateatici e steward. Questa dunque la strada da seguire secondo Palazzo Moroni per evitare provvedimenti più restrittivi. Ovviamente noi diciamo questo con forza a chi gestisce le attività, poi se sarà necessario, ovviamente sempre in un clima di collaborazione con la prefettura e la questura, si potrà anche valutare insieme di adottare dei provvedimenti. Questo è l'assessore alle attività produttive del Comune di Padova. Da Padova arriva anche l'appello da parte delle strutture sanitarie che tanto hanno faticato per gestire in questi 2 mesi l'emergenza, che sono riuscite a gestire e contenere l'emergenza grazie appunto a questo grande protocollo sanitario che è stato attivato, direi praticamente solo dalla Regione del Veneto, che è quella che ha saputo arginare nella maniera migliore i contagi. L'appello arriva proprio dall'ULSS e dallo IOV. Quindi siamo qui per combattere quegli atteggiamenti sconsiderati che abbiamo imparato purtroppo a vedere, che sono da combattere e da debellare, perché la posta in gioco è troppo alta. È una battaglia che possiamo vincere ed è una battaglia che si deve giocare a colpi di buone norme. Abbiamo una dignità, siamo esseri umani e non possiamo essere battuti da un virus. Parte della libertà che abbiamo riconquistato è stato grazie al massacrante lavoro di tutti gli operatori della sanità. Noi abbiamo fatto la nostra parte. Noi, dico noi, in quanto rappresento tutta la sanità dell'ULSS Euganea, da Schiavonia al territorio, e ne sono orgoglioso di rappresentarla. Noi abbiamo fatto la nostra parte, adesso il testimone passa nelle mani dei cittadini. Qualunque cosa dovesse succedere fra X tempo, in senso di ripresa della contagiosità della pandemia, questo è imputabile esclusivamente ai comportamenti dei nostri cittadini.
che fino ad oggi si sono dimostrati per tutte le età, dai giovani ai nostri anziani che hanno sofferto di rimanere isolati, anche dai propri affetti familiari. Veramente di grande senso civico, ma non dobbiamo perdere questo senso civico. Ecco, adesso vi facciamo sentire un passaggio proprio del prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, che questa mattina ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, appunto, a Treviso. Ma in sostanza questa riunione del Comitato, che ha visto la presenza anche del sindaco del Comune di Treviso e anche del presidente della provincia, è stata finalizzata in qualche modo a rivedere quelle che sono le modalità operative dei controlli sul territorio in ragione di due fatti importanti. Da un lato, con progressiva ampliamento, riapertura di quelle che sono le attività consentite, e evidentemente quindi un po', come si dice, il progressivo ritorno alla normalità, alla vita normale, purtroppo vi è una ripresa inevitabile, prevedibile anche delle attività della criminalità e quindi attività criminose in generale, quindi la necessità per le forze dell'ordine di focalizzare anche soprattutto la propria attenzione verso quelle che sono appunto le situazioni che possono mettere a rischio quella che è la sicurezza del territorio in senso ampio. E parallelamente vi è comunque la necessità di mantenere un controllo che non è più quello legato appunto al divieto di spostamento di persone, perché ormai evidentemente nell'ambito delle regioni le persone si possono spostare liberamente, ma invece ancora vigilare e presidiare con molta attenzione, quindi per evitare quelli che sono i fenomeni di assembramento, che purtroppo ancora nelle ultime ore, negli ultimi giorni si sono comunque verificati, soprattutto nell'ambito di quelli che sono luoghi di ritrovo e quant'altro. Allora, se questo è un problema che riguarda le città, a maggior ragione riguarda le città balneari. Pensiamo ad esempio a Jesolo, dove evidentemente, anche proprio per la bellezza dell'aria aperta, del mare, forse ci si può sentire più autorizzati a fare la famosa movida, quella contro la quale si starebbe scatenando questa guerra. Allora è arrivata un'ANSA proprio che arriva dal comune di Jesolo e che parla di bar e discoteche. Piste chiuse e luci spente fino a che il virus non farà più paura nelle discoteche del litorale veneto, che forse salteranno un pezzo della stagione estiva. L'unica salvezza è quella di trasformarsi in Risto Bar o Risto Disco, come si preferisce, puntando sulle somministrazioni di bevande e piatti veloci anziché su biglietti d'ingresso. È la mutazione che si apprestano a vivere molti locali del Ballo di Jesolo, la capitale della movida veneta. Quindi una mutazione evidentemente necessaria, perché se a partire dal 25 di maggio potranno riaprire già le piscine e le palestre, sicuramente i locali della movida, quindi le discoteche, saranno le ultime a poter riaprire e appunto molti locali del litorale balneare, per salvarsi, dovranno trasformarsi necessariamente in bar, fermo restando le regole anti-assembramento che ovviamente riguardano tutti quanti e non soltanto questo tipo di locali. Andiamo insieme a vedere intanto la tabella che ci racconta la mappatura dei contagi, l'andamento dei contagi per la giornata di oggi, nell'attesa che arrivi ovviamente l'aggiornamento per questa sera. Allora, sono buone notizie ovviamente, 3 nuovi casi positivi nel Padovano, ovviamente escluso tutto il blocco, l'ex focolaio degli abitanti di Vo e Ugagno, il cluster dove ormai i contagi stanno a 0 da diversi giorni, 0 contagi a Treviso, 0 contagi a Venezia, -4 a Verona, 0 a Vicenza, 0 a Belluno, 0 a Rovigo, -1 domiciliati fuori del Veneto. Quindi la curva è decisamente in discesa. Attualmente positivi nel Padovano sono 263 persone, 592 nel Trevigiano, 242 nel Veneziano, 1067 nel Veronese. È la città che ha ancora il più alto numero di casi positivi, quindi di positività al Covid-19,
ed è proprio la città in cui probabilmente i centri estivi apriranno più tardi. 610 casi nel Vicentino, 280 nel Bellunese, Rovigo che rimane davvero la provincia del Veneto in cui i casi sono stati in numero inferiore, appunto sono soltanto 64. In tutta la regione del Veneto attualmente positive 3.286 persone, dall'inizio dell'emergenza invece 19.038, i negativizzati, ovvero le persone guarite, quelle il cui plasma è definito prezioso ormai da molti virologi, sono 13.911, persone in isolamento domiciliare 3.210 e questa è la nostra tabella della giornata. Se ci saranno aggiornamenti nel corso di questa edizione ovviamente ve li daremo. In attesa di collegarci con Filippo Segato, presidente dell'App di Padova, per commentare appunto quello che abbiamo visto in questi giorni, vi leggo un'ANSA che riguarda i plateatici e questa volta ci porta nel comune di Venezia. La Giunta Comunale di Venezia estende fino a fine anno l'esenzione del pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ovvero i famosi plateatici. La delibera è stata approvata oggi per venire incontro ai disagi subiti dagli esercenti lagunari a causa del coronavirus. Da subito, commenta l'assessore comunale al bilancio Michele Zuin, avevamo accantonato le risorse per marzo ed aprile, mesi nei quali è stato disposto il lockdown delle attività. Poi il decreto rilancio ha esteso il periodo da maggio ad ottobre, pur non prevedendo il completo rimborso del mancato gettito del comune. Insomma, sostanzialmente per tutto il 2020 i plateatici saranno gratuiti. L'importante è, come dicevamo, rispettare le regole. Vediamo se possiamo, e nell'attesa di collegarci con Filippo Segato da Padova, mandare in onda un altro servizio. Abbiamo lo spot anti-assembramenti, vediamo se dalla regia riusciamo a mandarlo in onda, proprio perché è lo stesso governatore del Veneto Luca Zaia che ha detto: faremo uno spot piuttosto pesante, ma le persone hanno bisogno di capire, evidentemente per rispettare le regole c'è bisogno di un messaggio chiaro e forte. Vediamo. Annuncio che partiamo con uno spot, sarà un po' crudele, qualcuno gli dirà che queste robe non si fanno, a me non me ne frega niente, a me interessa salvare le vite dei veneti, quindi come ho fatto gli spot per la sicurezza stradale che mi hanno contestato, allora faremo uno spot insomma che dà una dimensione anche di cosa voglia dire andare all'happy hour senza mascherina a far casino. Si rivolgerà agli stessi giovani che nelle scorse settimane erano stati elogiati per senso di responsabilità, lo spot voluto dal governatore Zaia, destinatario proprio in queste ore di numerose segnalazioni da ogni angolo del Veneto. Noi abbiamo miriade di messaggi, di mail che ci arrivano e ci dicono fate qualcosa. Assembramenti quindi da spritz e non solo, oggetto di una lettera accorata di una ragazza padovana poco più che ventenne che ha scritto direttamente a Zaia. La prego, se è necessario, ritorni alle chiusure rigide. Non ci meritiamo niente. Dobbiamo sempre rovinare ogni cosa e allora forse sì, è giusto che lei richiuda tutto. Magari impareremo, magari no. Mi spiace davvero. La vera libertà la vedo sempre più lontana e purtroppo a stare chiusa dentro la mia regione, la mia città, la mia casa, sto finendo per ammalarmi. Questa è una ragazza, una ventenne. Toni durissimi che Zaia fa propri, confidando però che il buonsenso alla fine prevalga anche con l'aiuto di amministrazioni, forze dell'ordine, esercenti. L'obbligo di vigilanza in un tema di sanità pubblica è doveroso, quindi facciamo anche qui, io non so, facciamo le sanzioni agli esercenti. Adesso ho degli esercenti che scrivono disperati e dico ti prego non chiudere, altri dicono, i ristoratori mi scrivono e dicono chiudi i bar. Perché è colpa loro, non è colpa nostra. Io non voglio vedere una guerra tra poveri. Altri nodi toccati dal governatore, quelli delle elezioni regionali di cui continua a invocare la convocazione e l'esclusione dei comuni veneti dai 200 milioni stanziati dal governo per le zone rosse. A me sembra imbarazzante sta roba, no? Non serve neanche dire il Veneto è stato zona rossa o no. 1832 morti, se non ricordo male, quelli che vi ho letto prima. Vi dico, penso che sia lapalissiano che noi siamo stati martoriati dal virus e quindi faccio appello a coloro che hanno un ruolo in questa maggioranza di governo, l'opposizione lo fa già, ma chi ha ruolo di interessarsi affinché venga corretto questo errore, che io voglio considerarlo ancora errore perché mi rifiuto, ma veramente ci credo, di pensare che sia una strategia.
Eccoci qua, allora ce l'abbiamo al telefono. Buongiorno Filippo Segato, presidente dell'Appe di Padova, grazie per essere con noi in questo... Sì, grazie a voi, buon pomeriggio. Scusate per i disguidi tecnici, ma purtroppo ogni tanto la tecnologia... Guardi, nella diretta siamo di casa, non si preoccupi. Per noi è importante capire come vive, come sta vivendo la sua associazione, quindi i suoi associati pubblici esercizi di Padova, quello che sta accadendo. Il monito che arriva dai prefetti, dal governatore della regione, che dice attenzione, se continuano così si fa un passo indietro, ma poi insomma arrivano multe, salate, possibili chiusure di locali. Certo. Che cosa sta succedendo? Qual è la vostra posizione? Siamo passati da un momento di euforia quando verso la metà della settimana scorsa i locali hanno saputo di poter finalmente riaprire in anticipo rispetto alla data che era stata annunciata del 1° giugno di ben 2 settimane, quindi ripeto euforia, corsa a fare gli acquisti, gli approvvigionamenti, richiamare i dipendenti, ripessere i collegamenti con i propri clienti e consumatori, sanificare e pulire i locali. Lunedì finalmente questa bella giornata con diversi esercenti che ci hanno anche detto appunto che hanno lavorato, naturalmente meno rispetto all'anno scorso, però già il fatto di poter riaprire le porte e riaccogliere i clienti nei loro locali era già un segnale di vita e di vivacità. E poi però la doccia fredda l'abbiamo avuta martedì mattina quando ci sono arrivati i video di quello che è successo a Padova, in centro a Padova, nella serata e nella notte di lunedì, dove c'è stato effettivamente, e non si può negare, un eccesso assolutamente di atteggiamenti da parte di certi ragazzi, perché dai video si vede che sono consumatori, insomma persone di un'età piuttosto giovane ed evidentemente anche alterati dagli alcolici. Siamo passati proprio da un eccesso all'altro, cioè dalla felicità adesso al timore che appunto regione, comune, questura, prefettura possano chiudere in maniera anticipata le attività. Ecco, noi come associazione... Sì, prego, dica. Lei è stato contattato da qualcuno dei suoi associati, cioè qualche titolare del bar ha detto sta succedendo questo, cosa devo fare? Come mi comporto? Perché ovviamente chiusi da 2 mesi sono tra 2 fuochi, tra il rischio di una nuova chiusura ma anche la necessità di portare qualche soldino in cassa. Certo, ma noi dobbiamo partire dal presupposto che la stragrande maggioranza dei pubblici esercizi, il 99,999%, ha lavorato in maniera più che corretta. Hanno avuto anche dei controlli perché sappiamo che in molti locali sono andate le pattuglie delle forze dell'ordine, giustamente, certo, e non hanno elevato nessuna sanzione. Vuol dire che i comportamenti e da parte dei baristi ma anche e soprattutto da parte dei clienti sono stati corretti. C'è stato però qualche caso, fortunatamente pochissimi, si contano sulle dita di una mano, che però sono balzati all'onore della cronaca. Adesso li abbiamo visti, sì, sulle prime pagine dei giornali, in televisione, su internet, adesso sui social, poi le notizie girano molto velocemente, ma questi eccessi qua negli anni scorsi c'erano comunque, ogni tanto accadeva che in centro piuttosto che nelle periferie delle città, nei paesetti di campagna ci fossero comunque questi assembramenti, questi abusi alcolici e via dicendo. Certo. Solo che adesso sicuramente è per il luogo e per il fatto di essere accaduto proprio durante la prima sera di riapertura dopo il lockdown hanno avuto un'evidenza particolare. Ecco, già tra l'altro abbiamo visto che la sera dopo e quella dopo ancora, quindi la sera del martedì e quella del mercoledì, non solo nello stesso posto, quindi in Piazza dei Signori a Padova, ma anche nel resto della provincia, la situazione è tornata assolutamente sotto controllo, quindi queste problematiche non si sono più ripetute. Questo per noi è già un buon segnale, soprattutto considerando che solitamente il mercoledì universitario cosiddetto portava solitamente dei bei numeri, dei bei gruppi in varie zone della città. Per cui insomma speriamo che sia stato semplicemente un brutto episodio che non si ripeterà, anche perché potrà fare dare l'esempio sia verso i pubblici esercizi e verso anche i clienti di quello che invece non bisogna assolutamente fare. Insomma, non siamo diversi da Milano, no? Aveva creato tanto scalpore quello che era accaduto lungo i Navigli, con il sindaco che era sceso e aveva minacciato controlli, chiudo tutto. Una settimana dopo è successo anche a noi, quindi insomma tutto il mondo è paese, possiamo dirlo. Purtroppo sì, d'altra parte siamo di fronte a
a ragazzi giovani, per cui dopo 2 mesi, non dico che è giustificabile, ma per cercare di dare una spiegazione, dopo 2 mesi che sono rimasti chiusi in casa non gli sembrava vero di poter uscire. Era anche lunedì sera una serata che per carità dopo anche piovuto, ma inizialmente era una serata anche tiepida, accogliente, i bar aperti, e naturalmente questi ragazzi sicuramente hanno abusato, hanno fatto delle cose che non dovevano fare. Poi ripeto, cose che poi né martedì e né mercoledì si sono ripetute, però non dobbiamo, perché non si sono più ripetute, cullarci sugli allori. Noi abbiamo già proposto all'amministrazione comunale delle possibili alternative a eventuali misure di anticipazione della chiusura dei locali, perché appunto il sindaco e altri hanno detto no, ma adesso è giusto chiudere anche i locali, noi siamo pronti a ridurre gli orari e sanzionare i baristi. Allora, premesso che se io chiudo un locale magari 2 ore prima, o se do la multa al barista, diciamo che non è che risolvo il problema, eventualmente lo sposto da qualche altra parte, perché se questi ragazzi hanno voglia di sballare, ubriacarsi e far casino, tanto per usare termini molto comprensibili, non è che perché trovano un locale chiuso non lo fanno, semplicemente lo fanno da qualche altra parte. Sono episodi che anche gli anni scorsi avvenivano, solo che avvenivano in altre zone della città dove magari non erano sotto i riflettori, avvenivano magari un mercoledì sera qualsiasi di maggio, di giugno, di luglio. I residenti di determinate zone di Padova, periferiche di Padova, scrivevano ai giornali, ai media, alle istituzioni, alle autorità, anche a noi dell'APE sono arrivate diverse segnalazioni di malcostume ed eccessi che avvenivano in zone periferiche della città. Adesso ripeto, è successo in centro, è successo il primo giorno dopo il lockdown, è successo in maniera eclatante, filmato e condiviso sui social, per cui ha avuto un'eco molto ampia, purtroppo anche a livello nazionale, dando anche un'immagine di Padova non molto carina a livello a ribalta, diciamo, dando a ribalta a livello la città nazionale. dello spritz, confermata. No, senta, la domanda così. Però sorge un po' spontanea. Vari sociologi e psicologi avevano gridato alla pandemia che cambierà il nostro modo di vivere, quindi modificherà i nostri rapporti, le nostre relazioni sociali, sicuramente ci cambierà anche interiormente, insegnandoci a passare più tempo da soli, a scoprire nuove passioni. Invece poi appena abbiamo aperto le porte è stato un liberi tutti. Secondo lei, so che non è la sua competenza, insomma, però secondo lei forse è stata un'analisi un po' dettata dal momento, emotivamente sbagliata? Potrebbe essere, come giustamente lei dice, non è proprio il nostro campo. Potrebbe anche essere che appunto nel momento della riapertura ci sia stato subito un eccesso, per poi magari vedere che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi si placherà la situazione ed effettivamente ci saranno dei cambiamenti nelle modalità di approcciarsi ai vari aspetti della vita, e per quanto ci riguarda approcciarsi al consumo presso i bar, presso i ristoranti, le pizzerie. Sicuramente le posso già dire che questo fine settimana ristoranti con il pienone non ne vedremo quasi nessuno, anzi forse proprio nessuno, per cui da questo punto di vista si può confermare che qualche cambiamento nel breve periodo c'è. Ripeto, lì poi bisogna contestualizzare, perché si sta parlando di 20, forse 30 ragazzi che hanno esagerato in un punto ben preciso della città di Padova. Infatti poi Zaia ha fatto rientrare l'allarme, ha ragione, ha fatto un po' rientrare l'allarme dicendo si tratta di casi isolati, attenzione a non etichettare, insomma anche i giovani, no? Sempre allo stesso modo. L'ultima domanda, dopo la lascio, quanti sono i locali che invece non hanno alzato le serrande? No, ma per il momento fortunatamente a tempo indeterminato, cioè chiusi per sempre, che dal nostro osservatorio non ne abbiamo rilevato ancora nessuno, o veramente pochissimi, quindi insomma non incidono percentualmente. Alcuni non hanno ancora riaperto, diciamo, alzato le serrande perché aspettavano molto banalmente il fine settimana, penso alle trattorie, ai ristoranti della zona dei Colli Uganei o di altre zone, insomma, del nostro territorio, però durante il fine settimana o al più tardi durante la prossima settimana raggiungeremo pressoché il 100% di attività riaperte, per cui insomma da diciamo fine maggio in poi noi contiamo che tutte le attività siano riaperte e poi si comincerà veramente a fare dei ragionamenti sui numeri, quindi sui clienti che ricomprenderanno a frequentare i nostri locali, così come al momento mi risulta che non ci siano, almeno per la provincia di Padova,
registrati aumenti su quelli che sono i prezzi delle consumazioni, quindi anche allarmi che sono stati lanciati di aumenti sul caffè, sugli prodotti di ristorazione eccetera, al momento almeno a Padova non ci risulta che ci siano. Infatti per ora a Padova insomma, si stanno comportando bene, come invece non sta accadendo in altre città del Veneto, ad esempio Vicenza, e questa sera ne parleremo con l'assessore al commercio. Io le ringrazio per la sua disponibilità, Filippo Segato, presidente dell'APE. Grazie, buon lavoro, buona continuazione. Buona serata a tutti, arrivederci. E allora noi da Padova ci spostiamo a Castelfranco Veneto, andiamo nel Trevigiano. Vi faccio vedere questo post proprio per restare in tema. Il cartello recita "chiuso per ignoranza" ed è il post di un locale che si chiama Club 27 che ha riaperto, ma che ieri sera ha deciso di chiudere, questo è quello che si legge nel post, di chiudere anticipatamente, ovvero alle 22, proprio perché alcuni avventori non stavano rispettando le norme anti-assembramento. Oggi Club 27 ha deciso di chiudere alle 22 a causa dell'inciviltà di qualcuno. Siamo dei semplici baristi che in un momento così delicato sono costretti a trasformarsi in psicologi, padri, forze dell'ordine, security, amici, confidenti, babysitter e ad essere cordiali, gentili e ospitali con persone che non hanno nessun remore rispetto verso il nostro lavoro. Noi il titolare, uno dei due titolari di Club 27, tra poco ce l'avremo al telefono proprio per ascoltare la sua voce, sentire il racconto della serata di ieri, quindi quello che poi ha portato alla decisione di chiudere. Questo è sicuramente un atto coraggioso, quello che saranno chiamati a fare tutti i titolari che vedranno i loro avventori, i clienti dei locali non rispettare le norme. Pubblicità e tra pochissimo con il titolare del Club 27.